Dal suo osservatorio, come vive queste giornate in cui si parla molto anche di episodi negativi a scuola, di episodi di bullismo, ma non soltanto, ma anche proprio di violenza all'interno delle classi o nei confronti dei docenti? Il tuo è un osservatorio importante da questo punto di vista. Certo che ovviamente queste cose avvengono all'insaputa degli insegnanti che si stanno impegnando fortemente per la lotta per l'educazione alla legalità. Quindi probabilmente la scuola a volte è un po' lo specchio della società e sicuramente è inevitabilmente, insomma, c'è una responsabilità delle famiglie e dei genitori, ecco, troppa indifferenza nei confronti di quello che fanno i figli e di come, diciamo, si comportano anche nei piccoli gruppi o nel loro isolamento, a volte mediatico, attraverso i mezzi di comunicazione. Ma questo secondo lei è un fenomeno diffuso o è limitato ad alcuni casi? Penso sia limitato ad alcuni casi, credo che ci sia una parte sana che veramente esprime una indignazione, ma soprattutto una opposizione seria, concreta. L'importante ora è che questo impegno anche educativo si traduca poi in una scelta di vita. Anche gli insegnanti devono essere formati ad affrontare queste nuove generazioni tecnologiche e questa anche è modo difficile di governare la scuola. Beh, certo, una collaborazione, un patto educativo tra la scuola e la famiglia è fondamentale. Devo dire che la partecipazione purtroppo dei genitori, ecco, negli organi collegiali, non è così forte, soprattutto ultimamente, quindi c'è una certa distrazione delle famiglie nei confronti di quello che avviene a scuola, oppure una delega completa e assoluta che non è corretta, insomma.